che ora in auto. La maestra Edoardo, la maestra è bellissima. Ce l'hai Marco? Oddio! È di plastica! È di plastica! È vera, genio! Ammazzalo! Ciao! Allora siete arrivati in Cansiglio oggi, vi state divertendo? Sì! State giocando? Stiamo facendo merenda adesso. Ho sentito che siete stati assaliti dai folletti, è così? Sì! È venuto davanti al pullman. Davanti al pullman. Spiega. Sembrava una... Mi ascolti, guarda! Ciao mamma! Darvi anche i consigli, cioè le regole del guardiano della natura. Il progetto si chiama A scuola nei parchi, i guardiani della natura. Ci saranno tutta una serie di scuole come voi che andranno a visitare i parchi, le aree protette del Veneto, il cibo che sta mangiando e che gli permette di vivere. Il guardiano della natura ha un grande rispetto per gli ambienti. Ricordatevi questo, neanche una piccola carta, nessun contenitore. Il guardiano rispetta la natura e non è egoista ed accetta che le risorse della madre terra non servono solo a lui, ma saranno la vita per i suoi figli, i suoi nipoti, i suoi pronipoti. Il guardiano della natura mette attenzione a tutto quello... Sono Firis! Io sono Iris! Sì, purtroppo. E siamo le guardie del corpo del re del Cansiglio, Cansor, il nostro signore. E siamo venuti ad avvertirvi che sta per arrivare. Questo re, ecco, sembra cattivo perché è grande, è anche un po' brutto devo dire, ma voi capite, però è un po' permaloso. Grazie! È magica questa cosa. Hai sentito? È un po' permaloso. Sì, partite! Saputelli, vedo che tu e Salterella avete seguito il mio consiglio di acquistare degli occhiali umani. Ero stufo di vedervi spalmati sui faggi. Che a noi ci piacciono le maestre. Ciao! Sei di Striscia? Allora, Ciao! questo momento importante. Adesso entriamo nel bosco magico. È un mondo diverso, Preparatevi! Cosa che hanno perso questi umani. Non sembrano di Ascoltate bene. Fermatevi vicino. Fate una bella in mezzo. Allora, giratevi tutti. Tutti girati. Tutti più di controllo, Tutti girati.